Allora, buongiorno a tutti, salutiamo tutte le persone presenti in sala, salutiamo Carlo Usai, direttore della filiale Banca Etica di Sassari e salutiamo tutte le persone che seguono questa trasmissione sul canale YouTube di Warfree, della rete Warfree. Oggi ci siamo incontrati in questa forma qui nella sede di Iglesias per approfondire un po' il discorso di banca etica. Sentiremo dal direttore appunto alcune informazioni su che cosa è banca etica, che cosa fa, qual è la sua presenza nella nostra regione, ma più in generale anche nel resto dell'Italia e daremo vita sicuramente ad uno scambio, ad un confronto, ad un dialogo in maniera proprio da approfondire tutti i temi che possono interessare di più le persone che ancora non sono clienti magari di banca etica, che ancora non sono soci, che magari hanno intenzione di diventarlo anche in base alle informazioni che potranno reperire oggi. Ecco, insieme a noi dell'associazione Warfree sono presenti qui a Iglesias anche alcuni referenti di altri gruppi, di altre associazioni ed è presente anche una delegazione del gruppo soci di Banca Etica della Sardegna Sud, insomma, di Cagliari. Ma adesso dico soltanto per chi diciamo ancora non avesse chiaro che cosa è Warfree. Warfree è un'associazione senza scopo di lucro che raggruppa in questo momento 116 soci in tutta la Sardegna e di questi la metà, un po' più della metà, sono operatori economici che hanno delle piccole imprese o degli studi professionali. Lo scopo dell'associazione principalmente è costruire insieme a tutti i soci, tutti insieme, costruire un'alternativa o rinforzare quella che può essere un'alternativa all'economia insostenibile e di guerra nella quale siamo immersi sempre di più. Quindi questi due cardini, diciamo, sono i principali valori di riferimento. Da una parte l'etica della vita, della giustizia, della solidarietà, e dall'altra l'etica dell'ambiente, la sostenibilità ambientale. Le aziende, le persone, i cittadini che entrano in Warfree si impegnano a rispettare una carta dei valori, in cui al primo punto c'è l'articolo, il valore costituzionale del ripudio della guerra e poi tutto il resto, diciamo, della sostenibilità, che significa poi legalità, che significa rispetto dei contratti di lavoro, che significa attenzione per ogni anello della catena di produzione o di cessione di servizi, ecco, poi è declinato nei punti successivi. Quindi, ecco, la Carta dei Valori al centro, c'è anche insieme alla Carta dei Valori uno strumento che Warfree, l'associazione, ha voluto registrare fin dall'inizio, fino dalla sua nascita, che è un marchio, il marchio europeo collettivo Warfree, che contraddistingue i beni e i servizi prodotti dalle aziende che aderiscono alla Carta dei Valori. Questo marchio identifica i prodotti sul mercato e ne certifica appunto la provenienza da filiere che rispettano quei valori di cui parlavo prima. Ecco, ma adesso non mi dilungo, sicuramente avremo modo magari nell'interazione anche di approfondire qualche aspetto anche della nostra associazione, ma lascio la parola al dottor Usai, direttore della filiale di Sassari di Banca Etica. Prego. Deve attivare il microfono. Bene, grazie Arnaldo e buonasera. Allora, dunque, il fatto che diciamo, la platea sia mista stasera, quindi che ci siano soci e clienti di banca etica e persone che invece ancora non hanno un'idea chiara di banca etica, non è che complica le cose, però mi costringerà a dire un po' di cose che probabilmente chi è socio e cliente della banca già conosce. Però
Cercherò, come ci siamo detti in apertura con Arnaldo, su questo di essere non, abbastanza breve, sintetico, ma comunque esaustivo, e alla fine comunque di lasciare anche un tempo congruo alle domande che poi aiutano sempre ad essere, secondo me, più efficaci nella presentazione. Ma allora, Arnaldo appunto diceva che cos'è banca etica e che cosa fa. Beh, ovviamente banca etica è una banca, è un istituto di credito e offre tutti quelli che sono i prodotti e servizi propri di un istituto di credito. Chiaramente la specificità di banca etica sta nella seconda parte del nome, cioè quella di essere ad oggi ancora l'unica banca che si ispira nella sua attività e che, diciamo, realizza quelli che sono gli obiettivi della finanza etica. Primo fra tutti, un uso responsabile del denaro che raccoglie dai suoi risparmiatori, che quindi impone di non utilizzare in nessun modo il denaro per fare credito o comunque per sostenere determinati settori e in più che utilizza questo denaro per affidare le imprese che vengono sottoposte anche a un'indagine qualitativa rispetto all'attività che svolgono e a come la svolgono. Quindi, che cosa voglio dire? Se da una parte appunto ci sono settori su cui banca etica non investe, primo fra tutti, visto anche il contesto in cui ci troviamo, commercio e produzione di armamenti, ma anche gioco d'azzardo, produzione di energia da fonti fossili, attività economiche, imprese che non tutelano i diritti dei lavoratori e quindi diciamo una serie di caratteristiche che vengono evidenziate dalla banca e che quindi escludono a priori un qualunque tipo di intervento. Quindi quello che si chiama tecnicamente uno screening negativo, per cui escludere dall'accesso al credito determinate attività economiche che svolgono la loro attività all'interno di determinati settori economici. Dall'altra, con uno screening positivo, le attività economiche vengono valutate oltre che attraverso quelli che sono i requisiti propri di qualunque banca nell'analisi del credito, quindi requisiti propriamente economici e finanziari e quindi mirati a valutare sostanzialmente la sostenibilità del credito. A questo principio, a questa modalità affianca anche un'indagine più qualitativa, come dicevo poc'anzi, che va a misurare l'impatto che quell'attività economica ha sul territorio in termini sociali e ambientali e quindi di conseguenza l'impatto che lo stesso credito erogato a quell'attività, quindi indirettamente, ha sul territorio dove quell'attività economica opera. Quindi non parliamo necessariamente soltanto di onlus o del mondo dell'associazionismo in generale, ma anche di imprese profit che non perseguono comunque il profitto come unico obiettivo di attività economica. Questo principio, che è un principio fondante ovviamente della finanza etica, è diciamo tutelato e vigilato in qualche modo dalla compagine sociale di Banca Etica. Banca Etica, per poter essere un istituto di finanza etica, sceglie la forma della cooperativa che da una parte la rende indipendente rispetto a quelli che sono i gruppi finanziari che normalmente governano gli istituti di credito e dall'altra le consente di soddisfare appieno un secondo principio fondante della finanza etica, che è quello della partecipazione. Quindi una compagine sociale formata dai clienti di banca etica che oltre a essere
clienti correntisti, clienti affidati, scelgono anche di sottoscrivere delle quote di capitale sociale della banca e partecipare così a a quello che è il governo della banca, sia sul territorio dove risiedono, sia più in generale rispetto all'attività tutta. Ricoprendo anche cariche, candidandosi a ricoprire cariche e coordinandosi all'interno di gruppi che vengono poi nominati dagli stessi soci, che oltre a questo, diciamo, ruolo di vigilanza della banca sul territorio hanno anche svolgono anche un'attività molto importante di promozione culturale, se volete, della finanza etica, di attività politica sul territorio, che si manifesta con attività come quelle che stiamo facendo stasera o in realtà in mille modi, perché il socio poi di Banca Etica, oltre ad essere socio di Banca Etica, è anche mille altre cose, per cui quello che poi spesso succede è che il socio di Banca Etica porti il resto del proprio mondo dentro Banca Etica e porti Banca Etica all'interno del proprio mondo. Questi soci oggi a livello nazionale sono circa, no, anzi hanno superato già i 49.000. Quindi comunque parliamo di un gruppo consistente di persone fisiche, di persone giuridiche, quindi di cittadini, ma anche di imprese, enti locali, che in realtà per l'80% continuano a essere appunto cittadini e famiglie, che scelgono Banca Etica proprio perché Banca Etica, fin da quando nasce, con quell'attività che accennavo poc'anzi, risponde alla domanda: che fine fanno i miei soldi quando entrano nel sistema finanziario? Che poi è l'interesse maggiore, ovviamente, di chi decide di aprire un conto in Banca Etica o portare i propri risparmi in Banca Etica. Un terzo principio fondante della banca e un terzo principio, diciamo, saldo della finanza etica è quello della trasparenza, che si coniuga perfettamente con i primi due, perché appunto la trasparenza in banca etica si traduce con rendere pubblico l'uso del denaro una volta che che entra appunto in disponibilità della banca. Quindi non sono soltanto i soci, in quanto soci, che sanno come vengono usati i propri soldi, ma chiunque decida di entrare, per esempio, sul sito di Banca Etica potrà vedere dall'8 marzo 1999, anno di costituzione della banca, fino ad oggi che tipo di attività economiche, che tipo di imprese sono state finanziate, con quali importi e con quali finalità. La trasparenza naturalmente si traduce anche in altre forme, ma non voglio entrare in tecnicismi. Posso dire, per esempio, da sempre Banca Etica non ha rapporti al portatore, ha sempre avuto rapporti nominativi che dietro hanno un codice fiscale. Però diciamo la caratteristica principale è certamente quello di rendere pubblico l'uso del denaro e rispondere a quella che forse è appunto la domanda principale che ha portato la banca a nascere, e cioè come vengono utilizzati i miei soldi quando entrano nel sistema finanziario. Domanda alla quale normalmente un consumatore, un risparmiatore, ovviamente, a meno che non scelga banca etica, non può rispondere. È un modello di banca che, oltre a una remunerazione del risparmio, che diciamo è normalmente l'unico indicatore che viene dato dalle banche ai propri risparmiatori, eh, quindi oltre a questo indicatore può accedere all'informazione specifica, diciamo, del valore etico che Banca Etica dà al denaro raccolto, che si traduce certamente in una equa retribuzione, quindi comunque in una remunerazione del risparmio che mira comunque a tutelare la ricchezza della famiglia, ma anche e soprattutto a un uso responsabile di quel denaro.
Il premio etico è certamente il principale motivo per il quale il risparmiatore sceglie Banca Etica e che non vi nascondo, consente a Banca Etica di essere una banca molto liquida, come si dice tecnicamente, nel senso che non ha mai avuto difficoltà a raccogliere risparmio tra i propri clienti, che, badate bene, invece è un'attività nella quale le banche tradizionali faticano sempre di più, avendo come unica leva per raccogliere risparmio quello della remunerazione, quindi quello del tasso di interesse offerto su un deposito. Il fatto che Banca Etica invece, oltre appunto a un tasso che protegga il risparmio della famiglia, offre un'evidente diciamo, dichiarazione di come vengono utilizzati quei soldi, consente alla banca di non avere certamente difficoltà nel raccogliere il risparmio tra i cittadini. Risparmio che oggi, diciamo, si attesta a oltre 2 miliardi, circa 2 miliardi e 300 milioni di euro, lato banca naturalmente. A fronte di invece una quota che supera di poco il miliardo di impieghi. Parliamo naturalmente di impieghi vivi, cioè di impieghi che sono ancora in essere, quindi mutui che sono ancora in fase di ammortamento e quindi non sono stati ancora del tutto restituiti, fidi di conto utilizzati, linee di anticipo in utilizzo. Quindi quello che tecnicamente si chiama appunto impiego vivo e che esclude anche gli impieghi che purtroppo invece passano al deteriorato perché non vengono regolarmente restituiti. Quindi da queste due cifre capite bene come Banca Etica raccolga più di quanto investe, proprio per i motivi che dicevo prima, con una sfida molto importante per la banca di poter fare di più, voler fare di più, avendo poi appunto come attività caratteristica, quindi come attività principale, proprio quella del credito. Cioè Banca Etica fa quell'attività che un tempo era propria di tutti gli istituti, cioè quella dell'intermediazione finanziaria pura. Raccogliere risparmio dai clienti che producono una ricchezza in eccesso che quindi non gli serve e la risparmiano e trasferirla invece ai soggetti che domandano credito perché hanno un'attività di impresa o perché devono comprare la propria casa, per esempio. Quindi questa è l'attività di intermediazione finanziaria che oggi le banche fanno sempre meno perché fanno più facili profitti e più veloci profitti da attività finanziarie pure, ma che un tempo era un'attività propria di qualunque istituto di credito. Questa attività di intermediazione finanziaria la facciamo, quindi questa attività di credito, continuiamo a farla come attività caratteristica, continuiamo a farla con in più quel valore aggiunto di farla esclusivamente verso certi settori, verso certe attività economiche. Ehm, apro una parentesi su questo, rispetto anche, visto anche la sede dove ci troviamo, rispetto alle banche armate, rispetto al non finanziare in nessun modo il commercio di produzione di armi. Lo citava poc'anzi Maria, mi pare si chiamasse la signora che ha avuto quel piccolo incidente per la fretta di arrivare. In Italia, penso molti di voi lo sanno, esiste una legge del 1990, è la legge 185, che regola sostanzialmente il commercio, l'export degli armamenti e delle armi. Come, diciamo, come legge ha tutta una serie di disciplina, una serie di attività, alcune anche discutibili, come per esempio un uso responsabile degli armamenti, che ci sarebbe da discutere. Però, diciamo, è vietato l'export di un certo tipo di armi, non si possono vendere le armi
a un certo tipo di paesi, appunto la produzione il commercio di armamenti è monitorato nel Parlamento, il governo deve riferire in Parlamento l'attività che viene svolta dal paese su questo settore, appunto si invoca un uso responsabile delle armi una volta che vengono esportate e vendute. Però tra tutta questa serie di articoli, diciamo, di discipline, c'è anche l'imposizione da parte della legge su regole specifiche anche per le banche che operano in questo settore e che devono rendere pubblico sostanzialmente pubblici gli importi che erogano come credito più in generale tutto il flusso di denaro legato alle transazioni sugli armamenti. Quindi la trasparenza rispetto al transato sul settore degli armamenti e l'obbligo di notifica a quello che un tempo era il Ministero del Tesoro, che oggi è il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su questa attività. Ovviamente questo oggi consente per chiunque di poter accedere a questi dati e di vedere se la banca dove ha i propri risparmi è esposta nel settore e con quali importi. Esiste tra l'altro un sito che si chiama banchearmate.org, forse molti di voi lo conoscono, è un movimento nato da i missionari, o più precisamente da le testate giornalistiche che fanno riferimento ai missionari, Nigrizia in primis, che oggi vede la partecipazione anche di molte altre organizzazioni, che ogni anno pubblica l'elenco delle banche. Se andate oggi trovate l'aggiornamento 2024-2025 e anche un format di lettera a cui forse faceva riferimento prima Maria, che è possibile stampare, compilare, firmare e mandare alla propria banca per avere evidenza che la propria banca eventualmente appunto è esposta in questo settore e anche per manifestare il proprio dissenso rispetto a questo tipo di attività. Diciamo che al di là di questo, oggi quello che voglio dire è certamente possibile avere molti strumenti, quantomeno per essere consapevoli rispetto al fatto o di come vengono usati i miei soldi o per avere, diciamo, consapevolezza del fatto che spesso e volentieri in realtà io non posso accedere a queste informazioni e una volta che il mio denaro entra nel sistema finanziario, non so che fine farà e come verrà utilizzato. L'unica cosa che il sistema finanziario è disposto a dirmi è eventualmente il tasso di interesse, la remunerazione che mi dà sui miei risparmi o il costo del conto corrente o del servizio XY. Però è evidente che sapere che i miei soldi vanno in una banca armata o non sapere affatto come vengano utilizzati i miei soldi, perché poi appunto c'è il tema delle armi, ma come citavo poc'anzi c'è il tema del gioco d'azzardo, c'è il tema della tutela dell'ambiente, del cambiamento climatico, dei rapporti con stati che non tutelano i diritti umani e via dicendo, mi porta a quantomeno una consapevolezza sul fatto di accettare o meno questo tipo diciamo, di imposizione, mi viene da dire, comunque di impostazione del sistema finanziario, che comunque, badate bene, continua a nutrirsi dei miei risparmi, del mio stipendio, che comunque continuano a essere la materia prima su cui poi il sistema finanziario si regge. Quindi una scelta consapevole del dire mi va bene o no, questo secondo me oggi è doveroso ed è comunque alla portata di tutti, nel senso che appunto gli strumenti ci sono.
Detto questo, quello che Banca Etica fa, l'ho accennato prima, ma per entrare un po' più nello specifico nella sua attività di intermediazione finanziaria, è quella di offrire servizi che sono ormai propri di qualunque istituto di credito, sia alle famiglie che alle imprese. Sia lato credito, sia lato gestione del risparmio e dei conti correnti, sia previdenza complementare, welfare aziendale per le imprese. Ecco, forse l'unica cosa che non abbiamo, ma per scelta precisa, è quello di dare il carnet degli assegni bancari ai nostri clienti, perché comunque Banca Etica non ha mai voluto investire in questo servizio che comunque impone tutta un'attività di back office complessa, costosa, proprio perché è legata e coerente anche al discorso che facevo prima rispetto alla trasparenza, per cui predilige certamente un uso di strumenti di pagamento più tracciabili e più chiari sotto l'aspetto anche della trasparenza bancaria. Però al di là di questo, appunto, sia come conti correnti, come servizi collegati ai conti e come credito, accesso al credito e gestione del risparmio, i prodotti che Banca Etica offre sono quelli di qualunque altro istituto di credito. Eh, con forse, ecco, mi viene da dire, una vocazione all'attività creditizia che le altre banche hanno sempre meno e con un impegno a crescere nel credito nonostante normative sempre più stringenti che impongono, adesso anche qui non voglio entrare troppo nei tecnicismi, ma se poi ci sono delle domande specifiche su questo, volentieri, però insomma oggi fare credito per le banche non è certamente un'attività semplice. Però ecco, se per altri istituti questo è un motivo in più per fare meno credito, per Banca Etica in realtà è una sfida crescente per continuare a farlo. In Sardegna questa attività di credito continuiamo a farla verso le famiglie, sostenendole rispetto a quelli che sono i bisogni poi propri delle famiglie principali, quindi dai prestiti personali all'accesso alla prima casa soprattutto, alle imprese che in Sardegna prevalentemente sono associazionismo, cooperazione sociale, da sempre, ma da tempi un po' più recenti abbiamo avuto un'apertura molto forte verso tutto il tema agricoltura, continuando a prediligere naturalmente la produzione biologica, che è comunque uno dei settori di investimento dove Banca Etica da sempre è impegnata, ma comunque valutando quello che è l'attività agricola sotto tutti gli aspetti, quindi anche se poi non è produzione biologica, ma non è appunto agricoltura intensiva, ma è ancora un'agricoltura come in Sardegna ancora esiste, sostenibile, comunque è un settore dove Banca Etica è impegnata e in Sardegna è impegnata in modo crescente. Anche rispetto al ruolo che molte cooperative agricole hanno su questo territorio in termini di coesione sociale, in termini di tenuta economica di determinate zone della Sardegna, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte valutazioni che, come vi dicevo poc'anzi, la banca fa col supporto prezioso dei soci, non di tutti i soci, ma dei soci che hanno deciso di fare un percorso di formazione interno alla banca e diventare valutatori di impatto, che secondo quello che è il principio che dicevo all'inizio, cioè di monitorare l'attività della banca sul territorio, di monitorare l'uso responsabile del proprio denaro una volta che entra in banca etica, vengono chiamati dalla funzione commerciale, quindi da noi che lavoriamo nelle filiali, a valutare l'impresa che chiede credito sotto aspetti più qualitativi rispetto a quelli economici e finanziari, legati appunto a che tipo di attività svolgono, come la svolgono.
eh, per poi portare il risultato di questa attività all'interno del proprio gruppo di coordinamenti di soci, condividerlo col resto dei soci ed esprimere poi un parere. Un parere che integra alla pari il parere più tecnico e più finanziario che fa la funzione commerciale e che può anche impedire l'erogazione del credito, o meglio, l'organo di delibera, il collegiale o monocratico, che poi dovrà deliberare la pratica, valuterà se deliberare o no una richiesta di credito che arriva da un'impresa che comunque non ha superato, diciamo, la valutazione di impatto fatta dai soci e quindi dalla compagine sociale della banca. Questo per dirvi che è capitato che imprese meritevolissime dal punto di vista economico e finanziario e patrimoniale di accedere al credito, poi non abbiano avuto accesso al credito in banca etica perché appunto non superavano le valutazioni di impatto e quindi questa analisi più qualitativa legata a che tipo di attività si svolge sul territorio, come la si svolge e che impatto sul territorio poi questa attività ha in termini sociali e ambientali e quindi di conseguenza che impatto ha il credito. Questo per evidenziare un po' l'aspetto negativo della valutazione di impatto. Dall'altra parte, però, è anche importante, diciamo, esaltare un po' l'aspetto più positivo, cioè quello che noi possiamo raccogliere il più delle volte è invece il piacere con cui tante imprese si sottopongono a questo tipo di analisi, perché trovano una banca che le valuta su aspetti che normalmente le banche non guardano. Ok? Quindi non è tanto dividere il mondo in buoni o cattivi, ma è quello di premiare in qualche modo, di valorizzare, mi viene da dire, imprese che scelgono di fare economia in maniera sostenibile, sostanzialmente. Aspetti che appunto normalmente le banche non guardano. Oggi questa strada ci sta portando anche a dei ragionamenti rispetto ai costi di accesso al credito. Banca Etica non ha un rating, quindi non ha, diciamo, degli indicatori ancora, degli indicatori che misurano la capacità, il merito creditizio dell'impresa. Però stiamo ragionando molto sulla possibilità di poter arrivare a un rating che però possa essere un rating sociale, cioè una misura del costo del denaro rispetto all'accesso al credito che però valorizzi anche e soprattutto l'aspetto socioambientale di quell'attività di impresa. Quindi comunque continuiamo a essere una banca che già nasce in maniera abbastanza rivoluzionaria e che continua ad avere un approccio all'attività di credito unica e che ogni giorno, non lo dico per retorica, ma perché è realmente così, accetta la sfida di sostenere l'attività creditizia a imprese che magari sono deboli sotto l'aspetto economico e finanziario, ma hanno una forte connotazione sociale e ambientale. Chiaramente con tutti i limiti di questa attività, all'interno di un quadro normativo che non guarda minimamente questi aspetti e che comunque mette dei paletti che sono sempre più stringenti anche per banca etica per riuscire a fare l'attività di credito. Sono andato molto a braccio, forse si è anche visto, però ecco, questo è un po' il quadro dentro il quale Banca Etica si colloca.
Non ho detto oggi banca etica, parlare di banca etica è un po' riduttivo perché oggi banca etica è un gruppo, in realtà. Banca etica, quindi la banca è la capofila di questo gruppo, ma all'interno di questo gruppo c'è una società di gestione del risparmio che si chiama Etica SGR, che forse, ma questa è una opinione del tutto personale, è stato l'atto veramente più rivoluzionario per la finanza etica, forse anche di più di una banca, cioè entrare in borsa con una SGR che offriva ai propri risparmiatori fondi di investimento all'interno dei quali venivano esclusi tutta una serie di titoli quotati in borsa, di società che sono impegnate in determinate attività, quindi, come ho detto poc'anzi, armamenti, commercio e produzione, gioco d'azzardo, alcol, tabacco, un certo assicurativo, bancario, tutto il petrolio, il carbone, comunque tutta la produzione di energia da fonti fossili, è stato certamente un atto molto coraggioso che all'inizio ci vedeva come dei perdenti, cioè offrire ai risparmiatori fondi che al loro interno avessero questi titoli significava offrire sostanzialmente dei fondi di investimento in perenne perdita. Etica SGR nasce nel 2003, è un po' più giovane della banca che invece nasce nel 99 e se voi andate sul sito di Etica SGR vedrete che in realtà i fondi di investimento offerti con questi criteri continuano a crescere, continuano a dare delle plusvalenze rilevanti ai propri investitori, tanto che vengono collocati anche da altri istituti di credito, tanto che vengono in qualche modo scimmiottati, imitati anche da altri istituti bancari, perché comunque la domanda di fondi, la domanda di investimento su titoli cosiddetti ESG, cioè che seguono dei criteri ESG, cioè quindi dei criteri ben precisi in termini di ambiente, sociale e governance, sono sempre più richiesti. Il problema è che il mercato è ampio, spesso vengono offerte delle possibilità che in realtà non sono vere ESG, cioè in questo poi c'è tutto anche il discorso della tassonomia europea, adesso non ci voglio entrare, però magari non c'è il carbone ma c'è il gas, questo lo rende ESG etica, l'investimento nei fondi che hanno al loro interno titoli titoli valutati con dei criteri ESG sono molto più severi nella selezione rispetto sia al resto del mercato che oggi anche rispetto eh, al, alla politica sostanzialmente e alle scelte che fa l'Unione Europea in questo settore. E poi, oltre appunto a Etica SGR, del gruppo fa parte Cresud, che è una società che è impegnata, diciamo, nell'attività di microcredito sostanzialmente nel sud dell'Europa e le due fondazioni culturali, quella italiana e quella spagnola, perché non vi ho detto che oggi Banca Etica è diventata un progetto internazionale, per cui siamo presenti anche in Spagna, le fondazioni culturali che appunto sono, diciamo, la gamba più politica, un tempo era la casa dei soci, oggi continua a essere, diciamo, la casa dei soci, ma soprattutto è la realtà che, diciamo, promuove la finanza etica soprattutto rispetto agli aspetti più politici. Ecco, questo che quindi va a promuovere e a diffondere quelli che sono i valori della finanza etica e dell'economia sostenibile. Questo è il contesto. Ditemi voi se volete che Sì. Ah, prosegua o se volete entrare più... penso che abbia messo insomma abbastanza
argomenti sul tavolo e sicuramente ci sono delle domande. Ok, ecco, dico giusto una cosa rispetto all'accesso di banca etica, l'accesso a banca etica. La banca oggi ha 21 filiali, fino almeno a lunedì 5 maggio, quando inaugureremo Reggio Calabria, quindi avremo 22 filiali dal 5 maggio. Filiali che sono prevalentemente filiali regionali. Arnaldo parlava della filiale di Sassari, la filiale fisicamente a Sassari, ma è la filiale per la Sardegna. E in più, dal punto di vista commerciale, abbiamo un ufficio in Viale Bonaria a Cagliari, con una collega che è una collega di filiale, diciamo, distaccata su Cagliari, e poi un accesso, diciamo, alla banca che arriva soprattutto online, poi magari ci entriamo più nello specifico, e due gruppi di coordinamento dei soci. Poi non so se i soci presenti del gruppo, Roberto, Gaetano, non so se ci sia Stefano, insomma, chi c'è, se su questo vuole spendere qualche parola, poi penso che già li conosciate, abbiate già visto la loro attività in parte sul territorio. Due gruppi di coordinamento dei soci, uno con quello del nord che insomma, sta affrontando un periodo di crisi, diciamo serenamente, dopo la dimissione del suo coordinatore, per cui dovrà andare al rinnovo, dovrà ricostituirsi. È un gruppo invece GIT Sud che è sempre vivace, attivo sul territorio, che diciamo, svolge le attività che dicevo poc'anzi, che all'interno ha anche dei valutatori sociali, che appunto poi vengono chiamati di volta in volta a valutare le imprese rispetto agli aspetti più qualitativi che dicevamo. Mi fermo, adesso ho detto proprio tutto macro, ma ho detto tutto. Chi vuol fare una domanda è pregato di alzare la mano. Dai, sì, Michele. Volevo chiederti, ma per diventare correntisti, diciamo, aprire il conto, siccome vorremmo aprire un conto aziendale con banca etica, come devo muovermi? Ok, allora, come conto aziendale, quindi per un'impresa, è necessario avere un incontro dei Visu o con la filiale o con l'ufficio di Cagliari, se il legale rappresentante dell'impresa non è già cliente di Banca Etica, perché va censito e il censimento in banca è ancora oggi un'attività che si svolge de visu, e quindi dobbiamo comunque incontrarci. Preparando poi una serie di documenti necessari per l'apertura del conto. Una volta che il conto è aperto, la gestione del conto anche per le imprese avviene prevalentemente attraverso l'area riservata, e quindi l'accesso da applicazione sul cellulare o dal proprio PC, e attraverso le carte che poi sul conto vengono date. Un po' più semplice in questo momento è l'apertura di un conto invece per categoria persone fisiche, perché il consumatore può aprire un conto in filiale, e quindi sia in filiale a Sassari che nell'ufficio a Cagliari, oppure lo può aprire direttamente dal nostro sito, con un censimento che per le persone fisiche è già possibile, che avverrà a distanza, quindi con una webcam. Questo però vale, diciamo, per la categoria cosiddetta consumatori, quindi per un conto per una famiglia, o che include anche il conto giovani per la fascia di età 18-35 anni, che è un conto che costa meno, nel senso che il conto in rete, che è il conto che si apre dal sito per la categoria consumatori, costa 4 euro per i non soci e 3 euro per i soci
mese, mentre il conto under 35 costa 1 euro al mese. Per le imprese però dobbiamo fare prima questo passaggio. I conti che Banca Etica offre alle imprese sono dei conti a pacchetto che si differenziano nel canone a seconda dei servizi che includono, quindi bisogna poi capire che tipo di esigenze ha il cliente persona giuridica. Diciamo che per la rete War Free potremmo, ma non perché è rete War Free, ma perché è un gruppo organizzato sul vostro territorio. Collaborando con la rete Warfree potremmo anche pensare, laddove ci fossero 3-4 imprese che vogliono aprire il conto e che non possono venire a Cagliari, che è il posto più vicino per voi, provare a organizzarci e venire noi da voi e incontrare queste 3 o 4 o 5 o 10 realtà. Ecco. Bene. Col supporto di Warfree che ci organizza gli incontri. Ok? Non è facilissimo oggi fare questo, però possiamo ragionarci. Per chi per le persone per le quali è possibile invece recarsi a Cagliari è certamente più semplice prendendo appuntamento eh, e rivolgendosi ai nostri uffici. A proposito, grazie di questa risposta, sono qua. Eh, Invece, per i liberi cittadini, come funzionerebbe? Nel senso, 3 aziende e magari riuscite a venire qua nella zona di Iglesias grazie a Wallfree. Invece, per i privati, come potrebbe funzionare per avervi, diciamo, in zona? Allora, per i privati, come dicevo poc'anzi, la cosa più semplice è che aprano il conto dal sito di Banca Etica. Ricevendo poi a casa la carta che è inclusa nel conto e per via telematica tutte le credenziali per poter accedere al, al proprio conto all'area riservata attraverso computer o applicazione sul telefonino. È chiaro che la banca ha, diciamo, dei limiti territoriali fisici. Non siamo presenti in tutte le province, non siamo presenti in tutte le città, non siamo una banca che fisicamente è a 10 chilometri, è sempre a 10 chilometri dai propri clienti. Però è una banca che ha fatto un investimento molto importante, su tutto quello che è la consulenza e la gestione del cliente a distanza. Un cliente oggi che apre il proprio conto attraverso il sito internet di Banca Etica, che accredita il proprio stipendio, che diventa un correntista di Banca Etica, può comunque facilmente accedere a tutta una serie di servizi anche di consulenza rispetto alla gestione del proprio risparmio oppure rispetto alla gestione dell'accesso al credito a distanza o con la filiale di riferimento o con un ufficio apposito che segue i clienti in tutta Italia e che vede l'impegno di circa 50 colleghi che fanno parte di quell'ufficio, che non è un call center, si chiama ufficio care e che segue a distanza tanti clienti sparsi per tutta la penisola. Altrimenti il rapporto può essere gestito anche dalla filiale intesa come Sassari Cagliari, spesso e volentieri anche lì comunque a distanza. Dipende molto poi da quelle che sono le esigenze del cliente, nel senso che, parliamoci chiaro, è chiaro che se il cliente ha una difficoltà di accesso agli strumenti, al conto attraverso gli strumenti informatici, o è un cliente che settimanalmente si reca in banca perché fa i bonifici soltanto dallo sportello o perché fa le operazioni soltanto allo sportello bancario,
è da capire se Banca Etica oggi può soddisfare queste esigenze. Questo lo dico serenamente. Però, insomma, nelle specificità poi della clientela va visto caso per caso. Abbiamo dei casi ancora oggi dove alcuni clienti vedono come dei limiti il fatto di non avere la filiale a Carbonia o la filiale ad Arbatax o la filiale a Nuoro, e quindi magari, ok, scelgono Banca Etica, ma come seconda banca. Cioè, la mia pensione, il mio stipendio continua ad arrivare nella banca che ha la filiale sotto casa mia, ma i risparmi che comunque investo e che poi vincolo per un certo periodo di tempo stanno comunque in Banca Etica. Dipende molto poi da quelle che sono le caratteristiche del cliente. Certo che se c'è una difficoltà di gestione del conto attraverso i sistemi informatici, questo potrebbe essere oggettivamente una barriera. Se sto a Carbonia Iglesias, perché se ho la possibilità comunque di andare a Cagliari, già cambia tutto, perché ho lo sportello, ho l'ufficio e posso fare le operazioni attraverso quello sportello o quell'ufficio. Posso, allora, questo è uno dei punti nodali, perché noi, insomma, con Warfree da tempo cerchiamo di divulgare la notizia e anche abbiamo per i soci un misuratore, lo chiamiamo il Warfree Metro, attraverso il quale cerchiamo di capire quanto siamo liberi dalla guerra, quanto ciascuno di noi è libero dalla guerra. E una delle domande è proprio che ne fai dei tuoi risparmi, in quale banca e con quali riflessioni. E a fronte di un grande bisogno di non avere niente a che fare con la guerra, quindi di non voler avere i propri soldi in banche armate, neanche in altri istituti che appunto in qualche modo sono collegati. Quindi di fronte a questa esigenza diffusa, però ci ritroviamo con la difficoltà, quella che è già stata esposta, cioè persone non sono in grado, non vogliono, hanno delle insicurezze e non vogliono rischiare di trovarsi nell'incapacità. Io facevo parte anche di questa categoria, ho voluto superare la cosa, sono dentro Banca Etica, devo dire, confermo quello che è stato detto. Sono stata assistita benissimo ogni volta che ho posto un problema, però mi rendo conto che quel minimo di approccio con la distanza ci deve essere. Allora, la domanda specifica è questa: quanti dovremmo essere i nuovi soci non aziendali? Adesso sto parlando proprio delle singole persone, per convincervi ad avere uno sportello qui. Anche, no, quanti dovremmo essere? La domanda. La seconda, potremmo studiare insieme una formula del tipo: noi abbiamo una sede, insomma, ogni tot, e la domanda è ogni tot quanto, abbiamo qualcuno che viene e che affronta i problemi quotidiani di persone che hanno lo stipendio, fondamentalmente, che non hanno investimenti da fare, quindi questa doppia possibilità che veniva anche ipotizzata non fa parte degli interessi. Cioè noi abbiamo, mi sembra, un discreto numero di persone che ha un bisogno enorme di essere etica in questo senso, ma che non assolutamente ha nessuna intenzione di imparare a usare gli strumenti in lontananza e anche timori. Ecco, quindi c'è posto per queste persone, possiamo lavorare insieme, ipotizzare insieme, trovare un modo di venire incontro a questa
necessità, e noi siamo disponibili anche con loro, alcuni sono qui, a aumentare il numero delle persone interessate. Però senza questo passaggio almeno una grossa fetta di persone sono già escluse. E poi parliamo delle aziende o delle domande che le aziende mi hanno dato, come ho detto. Però questo è un punto, mi sembra di interpretare, ma ne abbiamo parlato lungamente con tanti. Se si risolve questo problema, penso che potremmo aumentare notevolmente il numero di persone che decide di spostare proprio Allora, diversamente. Una fetta viene esclusa assolutamente da questa possibilità, e con dispiacere, perché sono persone che sentono molto il bisogno di fare questo passo. certo. Allora, la domanda è molto, cioè rispondere a questa domanda è molto difficile, nel senso che sappiamo benissimo che il desiderio, diciamo che c'è in tutta Italia è quello di avere filiali il più diffuse capillarmente possibile. Ovviamente questo, cioè, è una possibilità, in questo momento non è ovviamente realizzabile, anche perché vi ricordo il contesto bancario, nel senso che le banche oggi chiudono gli sportelli, non li aprono. Avrete visto anche intorno a voi quante filiali stanno chiudendo. Il modello bancario, probabilmente, io ho 50 anni, quando i miei figli entreranno in età lavorativa, probabilmente non so le banche che cosa saranno, ma non saranno certo quelle che abbiamo conosciuto noi. E ancora l'intelligenza artificiale non è esplosa, no? Nel senso che in un contesto che non voglio citare per comodità, ma che comunque esiste, è un contesto nel quale Banca d'Italia, non dico che ci fa i complimenti, ma insomma apprezza il fatto che stiamo aprendo a Reggio Calabria, che è un luogo da dove le banche vanno via. Però al di là di questo, pensare, immaginare un accesso a banca etica esclusivamente attraverso le filiali non è realizzabile. La banca sta usando quanto più possibile tutti gli altri canali per cercare di essere una banca inclusiva rispetto ai territori dove non è presente. Perché questo discorso che condivido, che fate voi, lo fanno i soci e clienti che possono stare alla Maddalena, a Carloforte, a Santa Teresa di Gallura, ad Arbatax, a San Vito e così via discorrendo. In Ogliastra, poi, insomma, dove abbiamo fatto tante attività, ancora di più. Però rispondere sì, penso che se mettiamo insieme un tot di soci o che se facciamo un certo tipo di attività da qui a 5 o 10 anni apriremo una filiale nell'Iglesiente, sarebbe molto disonesto da parte mia, perché non è questo il modello di sviluppo che Banca Etica in questo momento ha scelto anche rispetto alle risorse che ha. Siamo una cooperativa. Il fatto che ci reggiamo sul capitale sociale portato dai nostri soci ci impone un percorso di crescita legato agli investimenti che facciamo sui territori molto oculato, ok? E soprattutto con dei tempi molto lunghi, cioè nasciamo nel 1999, compiamo quest'anno 26 anni e abbiamo 22 filiali. Cioè è un ritmo di crescita, se lo basiamo solo sulle filiali, che non ci consentirebbe mai, forse anche di sopravvivere. Quindi la banca ha puntato su quello che oggi è il modello che consente
di essere quanto più inclusivi a livello territoriale, con due capisaldi. Il primo, quello comunque di mantenere e di continuare a investire quanto più possibile nella relazione, che rimane uno dei valori aggiunti della banca, una risorsa preziosissima di banca etica e della finanza etica in generale, ma una relazione che oggi viene interpretata anche in altro modo, cioè non una relazione soltanto diretta tra Carlo Usai o un altro collega e il cliente, ma una relazione che comunque ci deve essere tra la banca e il cliente, che è quello che diceva lei, cioè ho una difficoltà, trovo risposta. Non ho una difficoltà e mi risponde un disco o un dipendente a contratto determinato dall'Albania, come sono spesso i call center, ok? Però è una relazione che ha dovuto oggi trovare anche altre modalità di esercizio. Sottolineo anche in un rapporto con la banca, che poi si scopre spesso, io veramente, probabilmente se faccio la domanda e chiedo di alzare la mano, l'alzate in tanti, però oggettivamente oggi l'andata in filiale, anche se ce l'ho nel mio comune di residenza, non è più l'andata che si faceva negli anni 80, forse anche 90, nel senso che dipende dalle esigenze che poi il cliente ha. Come uso la banca? Apro un conto, accredito la pensione o lo stipendio, faccio dei prelevamenti e dei pagamenti col bancomat. Fine. Siamo così sicuri che ci serve la filiale per poter accedere a banca etica nel quartiere o nel comune di residenza per questo tipo di servizio? Forse no, nel senso che è chiaro che se le esigenze sono diverse, per cui io vengo pagato con un assegno, il mio stipendio viene corrisposto con un assegno, vivo a Iglesias e quell'assegno lo devo versare ogni mese sul conto in banca, allora capisco qualche difficoltà in più sul non avere la filiale in città c'è. O io sul web non entro e non faccio bonifici, fine alla storia. Però faccio bonifici perché, d'accordo, l'utenza l'addebito sul conto e l'Enel o l'acqua la pago con l'addebito sul conto. Lo stipendio mi arriva sul conto, con la carta faccio i miei prelievi e i miei pagamenti, fine della storia. Però se ogni 2 settimane, ogni settimana devo fare dei bonifici e non so entrare nell'area riservata, non mi piace entrare nell'area riservata, capisco che magari qualche problema in più ci può essere, però appunto là magari posso decidere che banca etica, anche se a noi non piace tanto, però diventa magari la cosiddetta seconda banca, come dicevo poc'anzi. Però ecco, io non mi sento di dare una risposta su questo, ok, proviamo a mettere in piedi una attività che da qui a tot anni ci possa portare all'apertura di una filiale, perché intanto perché non ho, non ho un ruolo per poter dire questo, ovviamente. Ma se guardo a quella che è un po' la storia di Banca Etica e alle scelte che Banca Etica sta facendo in questo momento, in tutta onestà, è un percorso difficile da poter realizzare. Ripeto, la banca ha filiali che sono prevalentemente regionali, è vero, ci sono delle regioni, Veneto, dove la banca nasce, e Lombardia, primo fra tutti, dove ci sono più filiali, ma con una, diciamo, base critica ben diversa da quella che in questo momento c'è in Sardegna. Tenete conto, lo dico, che l'apertura della filiale sarda è stata un investimento grosso per la banca. Perché?
perché la banca apre la filiale quando ancora il portafoglio clienti non è un portafoglio da filiale, cioè poteva essere un portafoglio ancora gestito dalla filiale di Roma con 2 o 3 figure commerciali che stavano sul territorio. Aprire però una filiale in Sardegna voleva dimostrare un investimento che potesse velocizzare la crescita della banca su questo territorio, potesse consentire un accesso diverso ai clienti su questo territorio, ma che ancora costituisce un investimento per la banca, che si è ripagato, che si sta ripagando, ma è ancora un investimento. Contemporaneamente a questo tipo di investimento, appunto, la banca sta scegliendo anche altri canali di accesso. Scusa, Eh, senti Carlo, ti sente? no, Prendo la cioè mia. sento molto leggero. Ecco, Così mi senti. sì. No, scusami se ti interrompo. Ci sono delle domande che arrivano anche da YouTube Mm, e poi volevo chiederti se potevi in qualche modo, diciamo, esemplificare quello che potrebbe essere l'uso della banca da parte di un piccolo imprenditore che avesse, per esempio, un esercizio di vicinato e quindi avesse degli incassi in contanti sì, giornalieri che poi deve versare da qualche parte. Ti dico anche le domande da YouTube sono queste. I prelievi da bancomat come possono essere fatti in centri urbani che non sono sede di filiale? Poi le carte di credito, i bancomat possono essere usati anche all'estero? ok, Ok, queste due. Più quella, diciamo, la mia richiesta, come fa ok, un piccolo commerciante, per esempio. sì, Bisogna sia di versare che a volte di prendere. certo, assolutamente. Allora, parto dalla più semplice. I prelievi col bancomat, con la carta di debito, sono ovviamente sono possibili da qualunque sportello. Sono gratuiti dalle banche di credito cooperativo, oltre che dalle filiali di Banca Etica, e in Sardegna anche dal Banco di Sardegna, nel senso che la banca ha preso atto del numero limitato di banche di credito cooperativo che ci sono sul nostro territorio, quindi BCC di Cagliari e BCC di Arborea. Ha fatto un accordo con Popolare dell'Emilia-Romagna, proprietà del Banco di Sardegna, perché le nostre carte non paghino commissioni se prelevano dagli ATM del Banco di Sardegna. È Banca Etica che si fa carico di quella commissione, non è che Biper rinuncia alla commissione, ovviamente. E ovviamente poi si usa la carta per pagare direttamente nei circuiti POS, non ha nessun costo. Sui versamenti, il versamento di contanti, che è certamente l'aspetto più complesso, noi stiamo rivedendo una convenzione che però è ancora in piedi, non la stiamo rivedendo per cercare di migliorarla, però il commerciante che dicevi tu prima può fare richiesta a Banca Etica, una volta aperto il conto, di bollettini postali premarcati, che quindi anche qui il costo delle poste è coperto da Banca Etica, attraverso il quale presso qualunque ufficio postale può versare il contante sul proprio conto di Banca Etica. Perché stiamo rivedendo questa convenzione? Per tanti motivi. Primo fra tutti, che comunque questa operazione non ha dei costi diretti in termini proprio economici, però ha dei costi indiretti perché comunque quel contante ha 4 giorni di valuta. Cioè il commerciante che versa i contanti sul conto aperto in Banca Etica tramite bollettino postale li vede accreditati sul proprio conto 4 giorni lavorativi dopo. Ok? Poi anche qua è successo che in casi particolari, a fronte di un versamento fatto oggi e di un pagamento che si doveva fare domani, ma con un contante versato che arrivava in disponibilità giovedì o venerdì di questa settimana, concedessimo
comunque di fare il pagamento, quindi con un piccolo sconfino sul conto sostanzialmente. Cioè questo mi riporta un po' anche al discorso relazione, discorso rapporto con la banca, perché poi spesso dai clienti che vengono da altre banche ci dicono che hanno una relazione migliore con noi, magari col collega che risponde da Padova, piuttosto che la relazione che avevano con la banca che aveva la filiale a 100 metri di distanza, no? Però ho risposto, erano a tutte e due Dimentico le il domande. POS in Italia e all'estero. Ah, il POS? No, la carta. Uso del POS, scusami. Sì, certo. No, allora, la carta è una carta di debito internazionale offerta da Nexi, circuito Visa, funziona serenamente sia in Italia che all'estero, area euro e fuori area euro. La banca offre poi ai propri correntisti anche la possibilità di una carta prepagata e delle carte di credito, che certamente la carta di credito ha, ma questo vale per tutte le banche, non solo per Banca Etica, ha una copertura internazionale molto, molto maggiore. In certi paesi non mi fiderei ad andare soltanto con una carta di debito, soltanto con un bancomat, indipendentemente dalla banca che mi ha erogato quel servizio. La carta di debito, oltre che funzionare in Italia e all'estero, quindi per carta di debito intendo il bancomat, può essere utilizzata anche online, per i pagamenti online. Quindi carte prepagate, carte di credito e carte di debito, quindi bancomat, per prelevi e pagamenti sia in Italia che all'estero che online. Un'altra domanda? Vado da Roberta. Buongiorno. 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 Io praticamente sono diciamo, ho una famiglia, quindi dei piccoli risparmi. Sì. Stavo ascoltando che non si può fare la filiale qui. Io sono di quelle che è meglio vis-à-vis, no? Eh, anche perché questa intelligenza artificiale, siamo bombardati da tanti messaggi, email, cose, truffe ce ne sono, stanno crescendo, diciamo. Quindi ritengo che sia molto importante invece salvaguardare la sicurezza in qualche modo e diciamo che dà più sicurezza, un rapporto più diretto. Ecco, io siccome ho sentito, stavo ascoltando tutto, insomma, e stava dicendo che c'ha delle convenzioni col Banco di Sardegna, oppure con le poste, oppure, ecco, perché non fare uno sportello per chi è contro tutto questo e vuole comunque, cioè queste persone, il Banco di Sardegna, le poste, non potete formare una persona e utilizzare queste convenzioni per fare un piccolo sportello per chi vuole, cioè, sì. All'interno delle poste o di un'altra banca. Vabbè, No, dai, è una bella proposta. sì. Passo ancora il microfono. Ciao Carlo, sono Valentina. Io più che una domanda vorrei fare un piccolo intervento come socia e cliente di Banca Etica Sì. per un po' tranquillizzare tutte le preoccupazioni e le ansie di questi cari amici che sono tentati di aprire un conto, però hanno questa difficoltà un po' psicologico, un po' materiale di approcciarsi all'online. Da un punto di vista di sicurezza vi assicuro che non c'è pericolo di frode, che non c'è possibilità di accesso non consentito nei nostri conti, perché la banca, come tante banche, anche il Banco di Sardegna, consente il collegamento online ai propri clienti, per cui è un'opzione. Qui Banca Etica ha fatto una scelta di necessità verso la quale comunque anche le banche tradizionali stanno andando. Ehm, e comunque penso, forse da cittadina, ma questo è un mio pensiero, che è quello che poi mi ha portato a scegliere
di andare verso banca etica che a un certo punto, da cittadino consapevole, soprattutto in questo periodo, si pone il momento della scelta, e questo forse è un momento storico veramente ai noi molto doloroso, di scegliere tra la nostra comodità e magari anche difficoltà psicologica, materiale, di approcciarci al nuovo, e è il fatto che i nostri soldi forse grondano di sangue da troppo tempo, anche a nostra insaputa, e oggi non possiamo dire di non saperlo. Io parlo da cittadina e da socia. Dico che il gruppo dei soci, parlo a livello personale, ma vi dico sicuramente che le ragazze dell'home care, sì, che fanno assistenza online, sia locale che nazionale, ma sia della sede di Sassari che di Cagliari, sono veramente persone molto disponibili, capaci di accompagnare, anche se telefonicamente, in tutte le difficoltà che all'inizio ci possono essere nell'approccio, e come tutte le cose, in tutti i settori, spaventa quello che non conosciamo. Però ecco, vorrei rassicurarvi veramente che spaventa più il nuovo piuttosto che la difficoltà in sé. Sentitevi in questo, se avete questo desiderio, di essere accompagnati, di non essere soli, perché come diceva Carlo, la bellezza di questa banca è che mette in prima persona la persona come azienda, la persona come cliente, la persona come persona, anche nel momento dell'apertura del conto. Per cui se questa è una delle più grandi difficoltà, vi invito veramente a superarla, perché la situazione storica, politica, è tale per cui forse è arrivato il momento di dire che no, con i miei soldi non compro più le armi. Scusate questo intervento. No, grazie Valentina. Sì, nel senso, riflettevo mentre Valentina parlava ehm, su quelle che poi appunto sono le cose da mettere effettivamente sul piatto della bilancia. Nel senso che oggi la banca ha questo target di clientela, ma non banca etica, qualunque banca. Il giovane o giovanissimo che sceglie la banca sulla base della app, perché questo dicono le ricerche. Cioè, sul telefonino scrolla le app delle banche, quella che ha l'app che gli piace di più e che è più veloce viene scelta. Al cliente che non ha lo smartphone, che ha il telefonino di 15 anni fa con i tastini, e che di conseguenza è tagliato fuori da tutta una serie di servizi finanziari, perché qualunque servizio finanziario oggi richiede, per le cose che diceva anche Valentina poc'anzi rispetto alla sicurezza, le cosiddette verifiche di secondo livello, quindi il Face ID o i codici mandati tramite messaggio, e che quindi di fatto impone che il cliente abbia un certo tipo di requisiti, oltre che di attrezzatura informatica. In questo mondo, in questo mercato, Banca Etica opera. Quindi se da una parte dobbiamo attrarre il giovane, che comunque è sempre di più, perché anche questo ci dicono i dati, sempre di più è sensibile a certi argomenti, e infatti l'incremento degli under 35 in Banca Etica è elevatissimo come clientela, ma che appartiene a una categoria di consumatori che, ripeto, sceglie e sceglie nella stragrande maggioranza la banca sulla base dell'applicazione, al cliente che ha invece difficoltà a cambiare verso una banca che appunto non ha lo sportello nella propria città. Io credo che la sintesi alla fine sia quello che ha detto Valentina, cioè da una parte il giovane che incomincia a dire sì, ma a parte l'app, questi che fanno?
e dall'altra il cliente meno smart, come si dice, che dice ok, il cambiamento significa non avere più una banca dove posso andare ogni settimana, sempre che ci vada, perché io non so quanti di voi poi effettivamente si rechino nella filiale ogni settimana. Questo cambiamento, quindi un cambiamento di questo tipo, che però appunto è verso una banca che mi dà delle garanzie e un valore aggiunto che nessun'altra banca oggi dà. Se volete anche purtroppo, nel senso che noi ogni tanto serenamente ce lo diciamo, 26 anni di banca etica, siamo ancora l'unico istituto di finanza etica che c'è in Italia. Quanto stiamo contaminando il sistema finanziario? Nel senso che se siamo ancora gli unici, la strada è molto in salita. Magari potrebbe essere più semplice che una banca commerciale tradizionale più diffusa sul territorio faccia delle scelte vere di finanza etica e magari apra uno sportello nella vostra città prima che ci riesca banca etica, ma che consenta comunque un accesso alla finanza etica maggiore rispetto a quello che c'è tuttora. L'inclusività di banca etica noi cerchiamo di tradurla così, cioè, ripeto, aprire Reggio Calabria è una grossa scommessa per una banca come la nostra, lo stiamo facendo. Aprire la filiale in Sardegna è stata una scommessa, aprire tante filiali è sempre stata una scommessa. Quello che dicevate, cosa posso fare io nel mio piccolo? Beh, voglio dire, i soci sono fondamentali. Non è che dico i soci non possono fare nulla. Già diventare soci e incrementare la compagine sociale è un piccolo passo. Cioè, lì in quella sala ci sono. Ma io per primo, io sono diventato socio di Banca Etica attraverso un bollettino postale. In Banca Etica non c'era, di Banca Etica in Sardegna non c'era niente dal punto di vista commerciale quando io sono diventato socio della banca. E quello che hanno fatto i soci in tutti questi anni, con il loro apporto sia di capitale, quindi di sottoscrizione di azioni, sia soprattutto con la loro attività culturale, che è quello che poi state facendo voi stasera, è forse l'aspetto più importante della crescita di Banca Etica sui vari territori. I tempi non sono tempi da Unicredit, cioè Unicredit potrebbe dire nel 2026 apriamo una filiale da voi. Noi no, questo sarebbe molto disonesto dirlo, ok? Poi la realtà dei fatti è che Unicredit, Intesa, lo stesso Banco di Sardegna, come vedete, le filiali le sta chiudendo, non le sta aprendo. Cioè il modello sta andando lì, al di là dell'intelligenza artificiale. Il modello sta andando verso una consulenza che è sempre più impostata a distanza, una relazione che è sempre impostata a distanza, sempre più a distanza. La differenza sta nella modalità di relazione, che è quello che diceva anche Valentina poc'anzi e che hanno detto anche altri clienti. Un conto è avere una relazione a distanza, ma anche non troppo a distanza, ma dall'altra parte uno che comunque non risponde alle mail, non risponde al telefono, è impossibile avere un appuntamento anche se la filiale è nella mia città, è una relazione dove invece c'è sempre una persona comunque che mi risponde, mi viene da dire. Allora, c'era una domanda? Un'altra e un'altra. Vediamo, prego. Io vorrei fare delle. Le mie sono domande terra, come si vuol dire. Io sono una persona che fa 2 o 3 bonifici al mese e li faccio online, per cui non avrei il problema che magari qualcuno ha. Sì. Io chiedo, la mia pensione deve essere ovviamente versata sul conto di Banca Etica, vero? Da Una parte cosa. dell'INPS.
Sì, è una cosa facile? Questo Sì, voglio questo sapere. fa. È facile. Ma anche mi consenta giusto un intervento che però mi è venuto in mente, può essere utile a lei e a tutti. Anche quello che oggi è, grazie a Bersani, quando era ministro, la facilità di chiudere i conti presso altri istituti. Oggi esiste la portabilità del conto, per cui è la banca ricevente che si fa carico dell'eventuale chiusura del conto presso un altro istituto. Anche qui però la banca ricevente deve ricevere da voi il modulo firmato e tutto quello che avevate dell'altra banca, quindi carte, carne degli assegni e quant'altro. Per far questo bisogna come minimo andare a Cagliari, altrimenti dovete aprire voi un conto attraverso il web e poi recarvi voi alla filiale della vostra città e chiedere la chiusura del conto col trasferimento su altro conto. Mi scusi se l'ho interrotta, ma era giusto una parentesi. Bisogno di queste rispostine. Sì. Non so, i bonifici, io non pago i bonifici. Ah, perfetto. Vorrei sapere se Allora, io però le rispondo. Quanto paga il conto? pago il conto. Non so, mi pare di non... Questo è il problema, che non lo sa. Eh? Come non si senta come il 99,9% dei clienti nelle banche d'Italia non sanno quanto pagano il conto. Allora, il punto è questo. Partiamo dal principio che un servizio si paga come qualunque altro servizio, come qualunque altro bene. Se la banca mi offre un servizio gratuito, vi inviterei a farvi qualche domanda, che è la stessa domanda che vi fareste se la mattina andaste a comprare il pane e il fornaio il pane ve lo regalasse tutte le mattine. La domanda sarebbe: come campa il fornaio? Nel senso, fa altro, perché... Ed è esattamente la considerazione che dovete fare sulle banche. Perché la banca non mi fa pagare il conto? Perché la banca non mi fa pagare il bonifico? Allora, non mi fa pagare il bonifico perché pago il conto 10 euro al mese e il bonifico è incluso nel conto? Può essere. Lei non sa quanto paga il conto. Perché non mi fa pagare il bonifico, ma ogni lettera che mi manda a casa del tutto inutile, che neanche apro, me la fa pagare 2 euro? Perché ogni volta che pago la rata del mutuo con l'addebito sul conto mi prende 2 euro di commissione per l'addebito della rata? Quindi non mi fa pagare quel servizio, mi illude che quindi io non pago i bonifici, ma dall'altra parte ha tutta una serie di costi occulti che neanche mi dice e che magari scopro solo se chiedo un documento di sintesi, mi vado a vedere le condizioni. Di certo, quando ho aperto il conto, non mi ha presentato i costi, di sicuro, a differenza di quello che fa Banca Etica. Oppure, peggio ancora, come ci sono a ING Direct è la prima, se accrediti lo stipendio non paghi il conto. Perché torniamo al discorso che facevamo in apertura, quello che interessa è la materia prima, cioè quello che interessa è il mio stipendio. Perché però gli interessa il mio stipendio? Quella è una cosiddetta raccolta a vista, cioè lo stipendio che arriva su un conto corrente, se non è vincolato in un deposito a risparmio, non può essere utilizzato per erogare credito all'economia reale. Oppure può anche essere fatto, ma non è l'attività prevalente. L'attività prevalente di quella raccolta a vista è un'attività meramente finanziaria che si svolge in un click, per dirci, per tornare ai termini che usavamo prima, e che consente alla banca di fare di tutto di più. Quindi io gli do lo stipendio, in cambio non mi fa pagare il conto. Allora, non è meglio avere un prezzo equo del servizio e sapere come vengono usati i miei soldi? Il prezzo equo è questo: 4 euro di conto, di costo del conto, o 3 euro se divento socio, 0,25 centesimi per ciascun bonifico.
carta bancomat inclusa nel canone, e poi ulteriori dettagli, ma adesso non vi voglio tediare. Però insomma, questo è un principio, se vogliamo, legato al tema della, non se vogliamo, legato al tema della trasparenza, no? Di banca etica, è a offrire i servizi con quelli che noi reputiamo dei prezzi equi, dei costi equi, accessibili, che però non nascondono altro. L'esempio del panettiere, no? Cioè il pane lo pago quello che lo devo pagare, però so che il panettiere vive vendendomi il pane. Banca Etica vive erogando questi servizi e facendo attività di credito. Poi, ecco, paga la trasparenza? Sì, la paga tantissimo. Perché quello che succede alle volte, sia sull'attività di credito che sull'attività dei servizi, Banca Etica dà tutte le informazioni ai suoi clienti e queste informazioni poi vengono portate in un'altra banca che gli dice: ah no, no, ma da noi i bonifici non li paghi. Perché in Banca Etica li pago 25 centesimi. No, da noi non li paghi. E quello diventa un metro di valutazione, quando poi però l'altra banca non mi dice: sì, però il conto lo paghi 8 euro al mese, non 3. La lettera che ti mando a casa la paghi, l'addebito della rata lo paghi. Allora, a questo poi si aggiunge, sempre per tornare al discorso di prima, il modello predominante. La filiale, in generale, le filiali delle banche, il cliente in banca lo vogliono sempre meno e lo scoraggiano a venire in banca. Il bonifico lei non lo paga online, in Banca Etica lo paga 25 centesimi, ma nella banca dove lei ha il conto, se va a fare quel bonifico a sportello, lo paga 6, 7, 8 euro. Ok? Quindi comunque le filiali, tutto quello che un tempo facevano a costi molto bassi, oggi lo fanno a costi sempre crescenti perché vogliono, grazie allo sviluppo informatico anche, vogliono delegare al cliente tutta un'attività, mi viene da dire, di basso profilo, no? Fare il bonifico, pagare l'F24, senza impegnare un dipendente su questa attività e far modo che il dipendente faccia sostanzialmente altro. Allora, avrei un'altra domanda, se posso. Certo, non la vedo, ma non importa. La Qua. sento. Sì, ok. Come mi va? Così. No, no, va bene, va bene, va bene. Partendo dal presupposto che a noi serve, come dire, prelevare, quindi ci dovremmo, come dire, servire di uno sportello. Abbiamo parlato che per questo tipo di operazioni, per mettere e per ritirare, Banco di Sardegna e Poste Italiane, giusto? Rispettivamente. Cioè io posso prelevare al Banco di Sardegna senza spendere, senza avere oneri di commissioni e versare tramite Poste Italiane. Intendiamoci, se poi lei avevamo scelto il Banco di Sardegna semplicemente perché era il più diffuso sul territorio, ovviamente. Ma se lei va a prelevare da Unicredit, se è socio pagherà 1 euro, se non è socia pagherà 2 euro. Ok? Anche qui dipende da quanti prelievi fa di Certo. contanti. Noi utilizziamo molto in contanti per le attività quotidiane. Logicamente luce e questi tipi di utenze per forza vengono prese dal conto, mentre il resto facciamo tutto in contanti. Ma la mia Mi domanda può fare un esempio? Mi scusi se la interrompo, perché nel cambio di modalità ci sono tanti aspetti, eh. Che cosa fa in contanti lei di è fatto? quello che posso acquistare sul territorio, dalla benzina agli acquisti nel circuito delle nostre aziende, per esempio. Cioè noi usiamo il meno possibile la moneta digitale, se non quando è strettamente necessario. Non acquistiamo non mai online se non in casi eccezionali, nel senso non acquistiamo in Amazon, per esempio, quindi sì, è proprio una scelta, nel senso che Certo.
No, ci sono delle cose che, che ne so, la ricarica, non la ricarica, l'abbonamento del telefonino per forza passa dal conto, non lo facciamo diversamente. Però il pagamento del gasolio lo può fare direttamente con carta. Sì, però è una scelta. Vogliamo mantenere il contante il più possibile finché sarà possibile. La mia domanda era questa. Chiedo perché ci stiamo approcciando adesso a questo discorso delle banche armate. Mhm. Ma questi istituti che abbiamo nominato e che sarebbero giustamente utilissimi soprattutto nella nostra situazione, sono delle banche armate o no? Io non conosco l'istituto dove lei ha il conto, signora. No, allora, Banco di Sardegna e Unicredit. La nostra banca purtroppo è una banca armata, sicuramente. Sì, Unicredit è l'istituto più esposto. sì, sì. Mi pare che i dati del 2024 parlassero di oltre 1 miliardo di euro di sostegno al commercio e alle produzioni di armi. Mi chiedono di riformulare la domanda perché non Sì, sono stata chiara. Eh, Banco di Sardegna e Poste Italiane, quindi gli istituti sui quali dovremmo appoggiarci facendo il conto in banca. ah, no, no, ma voi non vi appoggiate. Voi non No, vi no, appoggiate. per le operazioni pratiche. Volevo chiedere se sono banche armate, ecco. Allora, Banco di Sardegna ci è entrato a cascata perché lo è Biper, la capogruppo, la proprietaria. Poste, mi coglie impreparato, il problema è che Poste in realtà è una banca, sì, mi pare di sì, ma perché si avvale di servizi erogati da banche armate, cioè il credito per esempio lo fa attraverso la Deutsche Bank, ok? Non lo fa lei direttamente. Però attenzione, non è che voi per avere il rapporto in banca etica utilizzate, cioè date retrocessioni a quelle banche. Cioè, quando voi prelevate del contante dal vostro conto, cioè col nostro bancomat state prelevando dal vostro conto, il flusso del denaro è sul vostro conto. Quello è semplicemente uno sportello dove voi andate a prelevare del denaro che poi viene addebitato sul vostro La conto. commissione voi la pagate a loro e La quindi commissione noi la paghiamo a loro, questo sì. Beh, allora, calma e gesso. Cioè, qui stiamo parlando di tante cose. Inclusione, accessibilità, cioè c'è una sostanza grossa dei miei risparmi e dei miei stipendi che vanno in un certo mercato finanziario e poi c'è una banca che ha determinate caratteristiche che però per cercare di essere più aperta possibile alla clientela ehm, si deve avvalere di altri servizi, limitando al minimo, cioè adesso parliamoci chiaro, in Sardegna la filiale ha 700 soci su 49.000. Ora, quanti di questi 700 soci prelevino dal Banco di Sardegna, io non lo so, non lo posso sapere, ma è un dato comunque irrilevante, a fronte di offrire la possibilità a buona parte di loro di aprire un conto in banca etica e portare il grosso della loro liquidità in una banca non armata. benissimo, E se noi grazie. non avessimo quell'accordo col Banco di Sardegna, voi tutti mi stareste dicendo, ma insomma, io prelevo 50 euro, devo pagare, prelevo 20 euro, devo pagare 2 euro di commissione. No, grazie, è importante questa precisazione perché è una delle obiezioni che ci viene fatta, quindi abbiamo colto l'occasione per parlarla. Io ho la necessità, anche se è un po' fuori dal tema che stiamo trattando, ma l'avevo anticipato che una delle nostre imprese mi aveva mandato questa domanda e quindi vorrei, anche se non segue il filone che stiamo facendo, mi chiede questa azienda se finanziate cofinanziate, insomma, per partecipare
a bandi europei o a progetti finalizzati all'inclusione sociale come azienda. Certo. Ok. Poi si tratta di capire esattamente che cosa vogliono dire. Certo, però in linea di Cioè, diciamo che allora, l'atto tematica è assolutamente in linea con quella che è la mission della banca, no? Lato operativo è da capire che cosa intendono, nel senso che noi rispetto ai contributi pubblici siamo molto attivi con delle anticipazioni su quel contributo o con l'erogazione di mutui che vada a coprire la quota parte delle risorse personali che deve mettere il cliente. Cioè poniamo, si prende un contributo di 100, ma questo contributo arriva dopo che il cliente ha speso, quindi si dice rendicontazione. Quindi o il cliente ha 100 da anticipare o non è in grado di accedere a quel contributo. Oppure accede a un'anticipazione di quel contributo erogato dalla banca. Banca Etica anticipa mediamente standard il 50% su quel contributo, quindi può dare 50 su 100, con quel 50 il cliente inizia a spendere, mano a mano che spende rendiconta. Oppure aumentare quella percentuale fino all'80%, in certi casi siamo arrivati anche al 90%. In altri casi abbiamo erogato mutui che coprissero la quota parte di risorse proprie che il cliente doveva mettere. Quindi comunque guardi, sulle anticipazioni Banca Etica è sempre molto attiva anche perché una grossa fetta della clientela di Banca Etica lavora con gli enti pubblici, anche semplicemente, tra virgolette, perché magari è una cooperativa sociale che svolge per l'ente pubblico dei servizi sociali. E quindi la banca da sempre aiuta quel tipo di impresa erogando delle anticipazioni sui soldi che dovrà ricevere dall'ente pubblico, dalla ASL, dal comune X, oppure su contratti, contributi della regione, dell'Unione Europea, in questo periodo molto PNRR. Quindi sì, direi di sì. Poi appunto devo realizzare un impianto fotovoltaico, è un progetto finalizzato all'autoconsumo, all'autoproduzione, è un progetto di inclusione sociale, è un progetto di accoglienza migranti e così via. Rientra nel nostro appunto paniere di interventi per quello che riguarda l'attività svolta. Se si tratta invece di attività che lavorano in settori che appunto Banca Etica non sostiene, no, ok? Quindi le linee e gli strumenti finanziari ci sono, rimane il principio che gli strumenti finanziari vengono messi a disposizione esclusivamente di un certo tipo di attività economica. Ci sono altre due domande da YouTube. Sono queste. È possibile il deposito dei risparmi senza essere correntisti? E l'altra è, esiste una quota minima che bisogna versare per diventare soci? Giustissima domanda, non l'ho detto, certo. Allora, la prima, no, nel senso che si può però aprire un conto corrente cosiddetto di servizio, per cui io apro un conto corrente di appoggio all'investimento, non ho il bancomat, non ho dei servizi, è semplicemente un conto che apro eh, a- al quale poi viene collegato un dossier titoli dove ci sono i risparmi, un time deposit dove ci sono i risparmi, eccetera, eccetera. Ed è il conto dal quale la banca poi, come minimo, deve poter avere accedere alla liquidità per coprire le imposte di bollo che si versano allo Stato. Le banche sono sostituto d'imposta, per cui ciascun risparmiatore versa delle imposte di bollo sui propri risparmi, la banca deve, ma anche sulle giacenze di conto. Insomma, comunque ci vuole un conto d'appoggio con un minimo di liquidità che ha un costo, mi pare, di €1 al mese, adesso non ricordo, che però non ha servizi come bancomat, eccetera, eccetera.
Sulle quote minime parliamo appunto di azioni non quotate. Banca Etica non è quotata in borsa, sono delle quote di capitale sociale. Oggi Banca Etica ha circa 92-93 milioni di capitale sociale raccolto tra i propri soci, che come vi ho detto prima, per l'80% continuano a essere famiglie, consumatori, cittadini, per il restante 20 imprese, enti locali, che decidono, oltre a essere correntisti, di diventare anche soci con una quota minima di 5 azioni non quotate per per un costo per ogni singola azione di 63 euro. Quindi comunque un azionariato cosiddetto popolare, 5 azioni sono 315 euro. Poi posso decidere di sottoscriverne 10, 15, 20, 100.000 euro, 50.000 euro, insomma quello che voglio io. Non c'è c'è una quota massima, chiaramente, che non può essere superata, ma sono cifre molto, molto importanti. L'azione di Banca Etica, l'azione quotata di Banca Etica non dà una remunerazione. Questo è un tema aperto di discussione anche tra i soci, lì, i soci presenti, se vogliono, magari su questo possono dire anche più di quello che vi posso dire io, però è un tema aperto. La banca ha deciso di non remunerare le azioni non quotate di Banca Etica. Il principio che porta al socio a sottoscrivere, al cliente, il principio che porta il cliente a diventare socio e sottoscrivere le azioni è proprio un tema legato al progetto di democrazia finanziaria, di banca di comunità, di banca che consente al proprio cliente di partecipare in maniera attiva e di avere un ruolo diverso rispetto al semplice cliente di un altro istituto di credito. Quindi di fare tutta un'attività anche non solo sul territorio di promozione della finanza etica, ma anche di presentare istanze all'interno della banca, di assumere cariche se vuole all'interno della banca, chiaramente con un processo elettorale, di avere dei ruoli che gli consentono di svolgere un'attività vera anche rispetto alla gestione del modello banca etica. Col principio una testa un voto, quindi io posso avere 5 azioni, il socio Mario Rossi ne può avere 500, comunque vige il principio capitario una testa un voto. Quindi il voto non è legato alle azioni che detengo. L'unica cosa che Banca Etica fa in determinati periodi dell'anno, lo abbiamo appena chiuso, è quello di offrire una scontistica sulle azioni che si traduce sostanzialmente in un'azione ogni 20 sottoscritte, si chiama bonus share, quindi sostanzialmente ogni 20 azioni sottoscritte io posso avere uno sconto sulle successive azioni, che si traduce con un'azione data dalla banca. Quindi se sottoscrivo 40 azioni, alla fine ne avrò 42. Di fatto, se vogliamo parlare di remunerazione, è un 5%. Cioè io sottoscrivo 40 azioni e ricevo subito un 5% di remunerazione con 2 azioni che mi vengono date dalla banca. Chiaramente con un principio che non è quello speculativo, che ogni 20 azioni ne ricevo una, quindi ne sottoscrivo 500 e poi l'anno dopo le vendo perché sto facendo un danno alla banca. Non è questo il principio è quello di crescere col capitale sociale, di invogliare i soci a partecipare all'attività della banca e a partecipare in maniera attiva alla gestione della banca. Remunerare le azioni non quotate di Banca Etica, ci sono 1000 idee, non necessariamente deve essere una remunerazione economica, può essere una remunerazione anche di altro tipo. Di certo un socio oggi rispetto a un non socio ha dei costi diversi, come dicevamo prima, sui servizi,
sui conti correnti e anche un accesso al credito per quello che riguarda le famiglie con costi differenti rispetto al non socio. Diciamo che poi bisogna vedere da caso in caso, c'è chi decide di sottoscrivere soltanto, tra virgolette, soltanto 5 quote, che tra l'altro sono il numero di quote maggiormente detenuto dai soci, cioè il grosso dei soci di Banca Etica ha 5 quote, non ne ha 500, perché vuole diventare socio, perché vuole impegnarsi nella finanza etica e nello sviluppo della banca e quindi assumere un ruolo politico all'interno della banca. C'è poi chi magari ha capitali più importanti e dentro, non so, la gestione di 50.000 euro di risparmio può decidere di prendere anche, di valutare anche una sottoscrizione di quote della banca che comunque non hanno un rischio mercato, nel senso che le quote non sono appunto quotate in borsa e possono diventare anche un cassetto sicuro dove mettere un po' di risparmi sostanzialmente, perché poi le azioni di banca etica possono essere vendute in qualunque momento. Però la quota minima è 5. Non si è sentita la domanda. Sì, chiedono se bisogna essere correntisti per essere soci. Oggi sì, a meno che non si sottoscrivano le azioni di banca etica e si portino in un dossier titoli aperto presso un altro istituto, dove io ho titoli di Stato, fondi di investimento e altro. Abbiamo una domanda qui da un'associazione che ha il conto in banca etica. Sì. E dice, l'anno scorso abbiamo speso per il conto 187,50 euro tra competenze, spese e imposta di bollo, in più 1,10 euro di commissione per ogni bonifico. Perché così tanto? E poi, che cos'è l'imposta di bollo? Allora, perché così tanto? Non so chi è l'associazione, non so qual era il conto. In termini generali posso dire che probabilmente è stato sbagliato il conto, nel senso che spesso le associazioni in accordo un po' con noi decidono di aprire il conto base, va bene? Che ha un canone molto basso ma che sostanzialmente include all'interno del canone 48 operazioni di scritturazione. Le operazioni di scritturazione sono le operazioni bancarie che generano un rigo nell'estratto conto, detto banalmente. Quindi può essere un bonifico, può essere un versamento, può essere l'addebito di un SDD, eccetera, eccetera. Tutte le scritturazioni che faccio oltre le 48 le pago 80 centesimi. Quindi se ne faccio 50, se ne faccio meno di 48, ok. Ne faccio più di 48, ma ne ho fatto 50, ne ho fatto 52, ho aperto il conto giusto. Se ne faccio 200, abbiamo sbagliato il conto. Lì il cliente ci deve chiamare, possibilmente prima che passi il canone, valutiamo insieme come sta utilizzando il conto e magari passiamo al conto successivo che include, ma costa un po' di più rispetto al precedente, ma include più operazioni di scritturazioni e alla fine il conto mi è costato meno. Però non so di cosa stiamo parlando esattamente, quindi infatti sto parlando in termini generali. Lo dico perché è successo. Sui bonifici pagano 1,10 euro, nel senso che i 25 centesimi che citavo prima sono i costi dei bonifici sui conti consumatori. Le imprese pagano di più, se pagano 1,10 euro non sono soci, perché i soci, le imprese socie invece i bonifici li pagano 75 centesimi. Sì, non sono soci. Esatto. Quindi il bonifico per i conti imprese costa 1,10 euro e costa 75 centesimi se si è soci.
Ci sono però dei conti correnti che hanno gratuiti i bonifici per stipendi. Ora, sono un'associazione, non ho dipendenti, non mi interessa. Sono una cooperativa e pago 50 buste paga al mese, i bonifici per stipendi sono gratuiti. Bene, quindi sarà un po' da rivedere. Che cos'è l'imposta di bollo? Sì, È una tassa. È una tassa che si versa allo Stato, che si applica a tutti i conti correnti, bancari, postali, libretti di risparmio. Per le persone fisiche, quindi categoria consumatori, i conti devono avere una giacenza media che superi i 5.000 euro. Questo significa che se la giacenza media è inferiore ai 5.000 euro, quindi a questa cifra, non si paga l'imposta di bollo. Il problema è invece per le imprese, perché Monti aveva portato l'imposta di bollo per le imprese a 100 euro all'anno, non c'è la giacenza media, l'imposta di bollo per le imprese è addebitata trimestralmente con 25 euro. Sono esenti da imposta di bollo le onlus certificate. Le persone fisiche invece pagano non 100 euro ma 34,20 euro annuali. Ok? Sto andando a memoria, ma sì, 34,20 euro annuali. Non pagano, come dicevo prima, i conti persone fisiche che hanno una giacenza media inferiore ai 5.000 euro. bene, abbiamo... Purtroppo la tassa non fa distinzione, che sia una grossa SRL o SPA o una piccola cooperativa. No, vabbè, la cooperativa è Onlus, insomma, o una piccola impresa. Paga 100 euro, gli unici esenti sono le Onlus. Grazie. C'è ancora una domanda? Più che una domanda, la mia è una considerazione. Come ho detto all'inizio, scusatemi perché ero molto agitata quando sono entrata, e sono venuta qua proprio col desiderio molto intenso veramente di togliere i miei 2 soldi, perché sono un insegnante, quindi dalla banca in cui sono ce l'ho in questo momento. E per la verità non mi sono posta il problema, tutti questi problemi, quanto risparmio, quanto pago per fare questo, quella, cioè non mi è neanche venuto in mente questo aspetto. Anzi, mi è capitato solo un pensiero così veloce di pensare, se dovesse anche le operazioni che farò costare di più, mi interessa passare a banca etica. Perché in questo momento così drammatico, dove stanno capitando cose orrende, e noi credo che dobbiamo dare peso soprattutto a quelle strategie che possono aiutarci ad uscire. Io non parlo per me che ho 84 anni, ma parlo per i figli e per i nipoti, per quelli che verranno, uscire da questo momento drammatico. E dicevo quindi che chiedo anche a voi, appunto, è il nostro interesse veramente riuscire a cacciare via queste banche criminali, le chiamo proprio così, in modo convinto, in modo anche non difficile se ci mettiamo tutti d'accordo, perché li facciamo crollare col boicottaggio, che è un sistema non violento, in poco tempo. E torneremo. E a voi che diventereste più forti nel senso positivo, naturalmente. Per cui mi chiedo, è così complicato aprire uno sportello laddove vi viene dato gratuitamente? Mi è venuta quest'idea perché 2 mesi fa sono stata in Toscana e mi hanno invitato appunto ad un incontro della Banca Etica, perché sono stata lì. E mi hanno suggerito di rivolgerci alla Caritas, la cui Caritas può, in molti centri evidentemente lo ha proposto, non lo so, dare gratuitamente uno sportello. Ecco, allora dico, siccome il momento è drammatico, siccome i momenti di transizione sono sempre complicati e non possiamo passare diciamo, da un eccesso ad un altro senza
trovare qualche sistema di compromesso. Ecco, mi chiedo se non è da Ok. ripensare un pochino la possibilità davvero di aprire qualche sportello in più per favorire, come diceva prima la ragazza che adesso non vedo, non so se è ancora qui, che le difficoltà che hanno molte persone, che è la verità. Quindi bisogna anche tenerne Ok. conto, cioè trovare appunto Allora, un punto di certo, compromesso che è utile per noi, base, e per voi che, diciamo, nei quali poniamo la speranza. Ecco. certo. Tutto qua. Allora, intanto signora la ringrazio perché ha toccato un tema che io non avevo toccato, che è molto importante, cioè quello dei costi cosiddetti indiretti, nel senso che noi abbiamo parlato dei costi diretti, no? Quindi 25 centesimi del bonifico a fronte di bonifici gratuiti, 3 euro del conto rispetto ai 7 euro, che però è la cosa meno, se vogliamo, meno importante, più insignificante. Ci dovremmo fare delle domande, come diceva giustamente lei, più sui costi indiretti che sono sotto gli occhi di tutti, legati a scelte finanziarie sbagliate o comunque sbagliate, poi ognuno ha diritto di pensare come vuole, che però probabilmente sono contro quelli che sono i miei principi, no? In termini di cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, gli armamenti e le guerre, idem. È chiaro che in questo la finanza ha un ruolo determinante. Molti di noi, molti dei cittadini non si interessano alla finanza. La finanza si interessa molto ai cittadini. Se voi vedete, abbiamo citato i giovani sono un target forte di attenzione per le banche, perché sono il futuro, cioè da una parte c'è magari il professionista che va in pensione, una certa fascia di età e che ha un grosso patrimonio, che quindi è appetibile nell'immediato, perché magari porta con sé 500.000 euro di denaro da investire. Dall'altra però c'è il giovane che in questo momento non ha niente, ma che domani è, una volta che lo porto in banca, è quello che farà il fondo pensione, il piano di accumulo, porterà il primo stipendio, farà il mutuo casa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi comunque la finanza si interessa molto ai consumatori che non si interessano di finanza e che però sono quei soggetti che, come dicevamo all'inizio, portano poi la materia prima che regge tutto, che è il proprio stipendio, la propria pensione, i propri risparmi. E i costi indiretti delle scelte sono sotto gli occhi di tutti e sono molto più alti dei 25 centesimi, dei 3 euro, dei 7 euro al mese. Questo è sul primo pezzo, quindi la ringrazio, sono certamente molto d'accordo. Sull'altro pezzo, io non posso stasera dire sì, lavoriamo con questo obiettivo e apriremo la filiale. Quello che posso dire, perché non ho proprio la competenza, il ruolo per dire una cosa del genere. Quello che però posso dire è ci sono possibilità di rispondere, che la banca possa rispondere a un territorio che incrementa la sua domanda di finanza etica? Sì, le possibilità ci sono. Per esempio, noi stiamo sperimentando in tante zone d'Italia con successo la figura del CFE, il consulente di finanza etica, che per la normativa è un consulente finanziario iscritto all'albo dei consulenti finanziari, che quindi può fare la cosiddetta offerta fuori sede, quindi fuori dagli uffici della banca, può incontrare il cliente, fargli sottoscrivere la forma di risparmio, fare tutta una serie di attività fuori dalla filiale. Ed è un altro dei canali su cui la banca sta puntando tanto. Ne abbiamo assunto tantissimi negli ultimi anni di consulenti di finanza etica e la porta per i consulenti di finanza etica in banca etica è sempre aperta. Tra l'altro con la specificità, primo fra tutte, di essere monomandatari, cioè
di offrire esclusivamente i prodotti di finanza etica di Banca Etica, perché spesso i promotori finanziari, i consulenti finanziari offrono tanti prodotti di tante banche diverse. Quello di Banca Etica offre solo i prodotti di Banca Etica, ha una parte rilevante, normalmente guadagnano tutti a provvigione, quindi hanno un forte interesse a collocare determinati prodotti rispetto ad altri, anche rispetto alle provvigioni che fanno. In Banca Etica le provvigioni ci sono, ma sono inferiori cioè prende già un fisso importante. L'obiettivo è che il cliente che ha davanti, il consulente di finanza etica, abbia una persona che ragiona nell'interesse del cliente, non nell'interesse delle proprie provvigioni. Ok? Anche per questo ha un monomandato e offre solo prodotti di finanza etica, anche perché sarebbe incompatibile offrire prodotti di finanza etica e prodotti magari di banche armate, e poi per una questione di trasparenza e di correttezza nei confronti dei clienti. Ed è un canale che io per primo non mi sentirei minimamente di escludere, perché è un canale che in tante zone d'Italia ci sta consentendo di alleggerire l'accesso a Banca Etica, perché, che so, verrà un giorno alla settimana, 2 giorni alla settimana, oppure farà base fissa lì e poi si sposterà da lì. Questo, se l'Iglesiente domani porta, ma non è un do ut des, attenzione, cioè è una cosa che in Sardegna noi stiamo già valutando, a prescindere dall'Iglesiente, dall'Ogliastra, dalla Gallura e da tutte le zone che non hanno uno sportello della banca, perché si sta dimostrando un buon canale di sviluppo. Perché no? Perché no? Però sento di dover rimarcare ancora una volta che probabilmente, lo dico, cioè una valutazione va fatta. Se io sono effettivamente una persona che ogni giorno va in filiale perché fa i bonifici della filiale, perché si ritira il contante allo sportello, perché paga la bolletta allo sportello bancario, non so se banca e questo per me è prioritario rispetto all'uso del denaro, rispetto ai costi, rispetto, diciamocelo serenamente, trovo difficile un accesso a Banca Etica, almeno per l'ordinario. Poi ho dei risparmi che sono in un libretto alle poste o a Intesa San Paolo, posso decidere che quei risparmi li porto in Banca Etica e la mia operatività quotidiana rimarrà con Poste o con Intesa San Paolo. Oppure, come giustamente diceva lei, faccio altri tipi di scelte compatibili anche con l'uso che faccio del conto, perché io ripeto, se alla fine io il conto lo uso con un accredito della pensione, una carta bancomat con cui pago nei POS e prelevo il contante e in filiale ci vado una volta all'anno, se non una volta ogni 2 mesi, 3 mesi, beh, Banca Etica è assolutamente accessibile. Vado a Cagliari tutti i giorni per lavoro, ci vado una volta alla settimana, ci posso andare agevolmente, cioè è chiaro che poi la specificità dei casi è infinita. Però ecco, se io devo guardare i grandi numeri, con rispetto per tutti naturalmente, sono tutte difficoltà che alla fine si sono superate. Tra voi ci sono tanti clienti e soci, non a caso. Benissimo, Carlo, ti ringraziamo. Siamo andati molto oltre il tempo Porca previsto miseria. e questo è il segno Beh, è dell'interesse stato piacevole, sì, vi ringrazio. e anche della... Quindi sicuramente, appunto, molti di noi sono già clienti, alcuni sono soci, quindi un rapporto che è iniziato da tempo e che continuerà, quello con Banca Etica, ma continuerà anche il rapporto tra l'associazione e Banca Etica. Ci tengo a ribadire anche l'ipotesi che si è fatta prima, che è sicuramente praticabile in qualche modo quando sarà possibile, nei termini in cui sarà possibile, cioè quella che la sede possa ospitare Va un bene, referente, ecco, quello che ok. potrebbe venire da Cagliari di tanto in tanto per magari approfondire o trattare questioni particolari, insomma, con i singoli Certo. clienti. Ci tengo solo a chiudere con una piccola chiosa, se me lo consentite. Oggi per le imprese, comunque vi dico, anche forse soprattutto in Sardegna, ma in generale nel meridione d'Italia, il problema vero non è avere la filiale a 5-10 km, ma il problema vero è l'accesso al credito.
L'esclusione finanziaria legata all'accesso al credito negato anche in Sardegna continua ad avere dei numeri molto elevati. Banca Etica tra i suoi clienti ha tanti clienti, imprese e famiglie che si erano viste rifiutare il credito da altri istituti. Questo è un dato di fatto. E forse anche questo è giusto inserirlo nei ragionamenti. Okay? Cioè avere una filiale a 10 km che però non mi assiste, lascia il tempo che trova per certi versi. E il tema forte oggi per le famiglie e per le imprese è anche molto un tema di possibilità di accesso al credito a condizioni dignitose. Ecco, questo ci tenevo a dirlo in chiusura. Certo. Benissimo. Allora, Vi ringrazio. alla prossima. A presto, Ringraziamo grazie. Un saluto reciprocamente. a tutti. Arrivederci.